Via Mezzaterra, croce edilizia di Feltre, dei Feltrini e di chi li amministra. Strada storica poco vissuta che porta a Piazza Maggiore, dove finalmente dovrebbe riaprire il ristorante collocato in un immobile del comune e lungo la quale si trova Palazzo Zasio. Un palazzo antico, già sede della prefettura che oggi ospita diverse associazioni e che l'amministrazione sarebbe disposta ad alienare, suscitando però le vibranti proteste dell'opposizione e in particolare di chi aveva sfidato l'attuale sindaco per la guida della città. Palazzo Zasio oggi è una centralità per le nostre associazioni in centro storico, movimenta 300-400 studenti di musica ogni giorno, non fosse altro è sede dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi almeno il percorso di inserimento di quel palazzo nel piano di alienazione andava condiviso con le associazioni. Quindi sbagliato venderlo? Quindi da valorizzare, ma secondo noi questa era già una buona valorizzazione. Palazzo Zasio, un gioiello architettonico difficilissimo da alienare. Il valore dovrebbe essere di oltre 2 milioni di euro e se ne era ipotizzata una destinazione commerciale direzionale. Della sua vendita, a dire il vero, si parla da almeno 10 anni, da quando sul Colle delle Capre alla guida c'era Paolo Perenzin. Per quanto riguarda le alienazioni, si sa che ogni amministrazione deve prevedere un piano di alienazioni e un piano triennale. Noi speriamo che per certi aspetti riusciamo ad alienare qualche stabile perché abbiamo fatto un'analisi approfondita di costi e benefici e quindi verificheremo man mano quando effettivamente riusciremo a trovare degli acquirenti. È un palazzo quindi in vendita? Ma il palazzo in vendita è quello dell'ex prefettura, cioè noi abbiamo una serie di palazzi in vendita perché c'è il palazzo Zasio che questi giorni è stato per quanto riguarda il discorso dell'alienazione agli onori delle cronache, sono palazzi che sono all'interno del piano delle alienazioni, però ecco evidentemente non sempre è detto che le cose funzionino come si pensa.